Il 10 febbraio del 1925 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Baliatico di Chiavari delibera la prima assistenza ad una bimba nata 4 giorni prima residente a Caperana, la cui famiglia versa in stato di povertà. Una missione a cui l'ente ha tenuto fede sino ad oggi con un numero crescente di assistiti, 75 le famiglie aiutate con un budget annuale di quasi 60.000 euro attinti dal patrimonio immobiliare dell'Istituto, frutto dei lasciti del fondatore, l'avvocato Antonio Daneri, e dalle libere oblazioni. Le oblazioni noi prudenzialmente le stabiliamo in 12.000 euro, ma negli ultimi anni hanno sempre superato i 20.000 euro. In più l'anno scorso si è chiuso il lascito testamentario del concittadino chiavarese Lamberto Garbarino, che ha dato un grosso contributo per la riduzione del debito che avevamo contratto in occasione del rifacimento delle facciate nel 2009, del rifacimento degli immobili dell'Istituto. La crescente sensibilità nei confronti dell'Istituto ha consentito negli anni di abbattere le liste di attesa. Era una problematica che l'Istituto aveva, cioè le mamme si rivolgevano a noi ma dovevano attendere 3, 4, 5, 6 mesi per poter entrare, perché purtroppo i posti disponibili erano limitati. Attualmente invece siamo riusciti, con un'attenta valutazione delle domande e anche con l'incremento delle disponibilità, a eliminare completamente le liste d'attesa. Un altro aiuto significativo è rappresentato dalle donazioni in natura, sia di vestiario sia di alimenti. Che provengono dal Banco Alimentare di Genova, che noi dobbiamo sempre ringraziare per il grande aiuto che ci dà, e poi vengono suddivisi dalle volontarie, vengono preparati appunto 75 sacchi di alimenti che vengono dati alle famiglie, che ricevono quindi circa 7-8 kg di alimenti tutti i mesi. Il bilancio preventivo 2020 chiude con un pareggio di 130.900 euro e conclude un mandato amministrativo in vista del rinnovo delle cariche. Il 22 ottobre, in base al primo insediamento, scade il quadriennio e quindi il Consiglio d'amministrazione va a scadenza. È stato di questo avvertito ovviamente il Comune di Chiavari, che nominerà 3 consiglieri e il Presidente, e la società economica, che nomina 2 consiglieri.